Buongiorno cari concittadini di Terdipo, siamo qua oggi con il nostro consueto appuntamento giornaliero di aggiornamento sull'emergenza coronavirus. Anche questa mattina dato aggiornato alle ore 12, non ci sono stati comunicati nuovi casi di positività al coronavirus, il che è una notizia che ci fa ben sperare, come si diceva anche ieri, sull'evolversi di questo problema. Inoltre devo dire che anche il numero delle persone sottoposte ad isolamento inizia ad avere una certa isolamento volontario, inizia ad avere una certa flessione. Questo sta a significare che comunque il virus sembra essersi un po' attenuato nella sua forza e potenza, anche per merito delle misure drastiche che siamo stati costretti a prendere e che probabilmente stanno iniziando a dare i loro primi frutti in questi giorni qua. Questa mattina come giunta abbiamo deliberato il posticipo del pagamento del canone occupazione spazi a Repubbliche, la COSAP, che slitterà al 31 maggio. Abbiamo fatto questo spostamento di 2 mesi anche perché siamo in attesa del decreto di aprile, nuovo decreto a parte del governo, insomma, e decreto in cui dovrebbe essere previsto lo slittamento di tutte le imposte comunali, quindi IMU, Tari, COSAP appunto, al 30 novembre. Queste sono notizie ufficiose che abbiamo, quindi la conferma l'avremo solo con il decreto nuovo di aprile. Quindi per questo abbiamo deciso intanto di posticipare 2 mesi, come fatto anche con la Tari, e per allinearci a quelle che erano anche le disposizioni degli ultimi TPCM. Dopo se recepiremo, se ci sarà necessità di recepirle o le applicheremo direttamente, le nuove disposizioni appunto che verranno dettate con un nuovo decreto legge. Per quanto riguarda le mascherine invece stanno arrivando le ultime forniture. Ieri ne sono arrivate circa altre 3.000, quindi dovremmo quasi aver completato il numero di una per ogni abitante. Aspettiamo appunto l'ultima fornitura tra oggi e domani, e dopo la protezione civile, che ringrazio ancora nuovamente tutti i volontari, rinizierà il giro per distribuire appunto e completare. Quindi chi magari sono in famiglia, sono in 4 componenti del nucleo familiare, ne sono state fornite solo 2, fornire anche le altre 2 e così man mano, in modo da completare tutta la fornitura ad una per abitante. Per quanto riguarda i buoni spesa alimentari, quindi i 57.000 euro che ci sono stati erogati dal governo, siamo in attesa appunto di avere il provvedimento finale. Stiamo continuando ad elaborare un regolamento che vorremmo magari concordarlo. Stiamo già lavorando con i sindaci del distretto 2 e 10 sindaci della vecchia ULSE, diciamo, di Adria, per fare un documento che almeno nelle linee guida sia similare, in modo da avere un'applicazione uguale più o meno in tutti questi comuni. E abbiamo già anche contattato i capigruppo, già nella giornata di ieri, i capigruppo di maggioranza e minoranza, annunciando insomma loro che appena possibile, quindi nel giro di tra oggi e domani, invieremo la bozza di regolamento, la bozza di linee guida, in modo che se anche non ci sarà un formale passaggio in consiglio comunale, cosa abbastanza difficile visto anche tutte le restrizioni che ci sono, scusate, in questi giorni, almeno avere un documento che sia condiviso da tutti i consiglieri comunali, e nello stesso tempo avere anche un documento che sia agile e veloce, con una procedura abbastanza snella, come consigliato a tutti, in modo da essere già operativi per i primi giorni della prossima settimana. Vi saluto tutti quanti, ci vediamo domani per il nostro consueto appuntamento di aggiornamento, e vi ricordo comunque di continuare a rispettare quelle che sono le regole che ci siamo imposti, perché stanno dando i suoi frutti, i contagi sono in calo e quindi cerchiamo di fare quest'ultimo sforzo in modo da vedere il prima possibile la fine di questa pessima situazione che ci sta veramente attanagliando. Grazie a tutti e ci vediamo domani.